Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Oggi in edizione straordinaria, mezz'ora prima del solito, perché ci sono notizie importanti da dare. Siamo già collegati con la sede del governo regionale del Veneto, dove fra pochissimo arriverà il governatore Luca Zaia per gli auguri di Natale, naturalmente un paio di giorni in anticipo, ma con tutti gli impegni che ci sono in questo momento, trovare lo spazio e il tempo per una situazione istituzionale come questa prevedeva che si potesse fare solo questa mattina alle 11:30, quindi fra poco Luca Zaia. Per noi sono già sul posto Ilaria Marchiori e il nostro direttore Luigi Baccialli, che ci introdurranno fra pochissimo all'evento di questa mattina, evento che da una parte ci permetterà di avere gli auguri di Natale, il punto della situazione. A fine anno si fanno sempre i bilanci, quindi ovviamente un bilancio di quest'anno così difficile, così complicato, ma sicuramente ci permetterà di avere anche gli ultimi dati aggiornati sulla situazione del Covid, su quello che sta succedendo non solo negli ospedali, perché abbiamo visto che la sanità comunque regge la spallata del Covid. Noi cerchiamo di capire se Ilaria Marchiori è già pronta a prendere la linea. Allora, quando la collega sarà pronta, noi entreremo immediatamente. Anche per un bilancio di quello che è stato questo 2021 stanno già arrivando mano a mano i vari assessori della Giunta, anche il presidente Ciambetti, ma insieme a me appunto c'è il nostro direttore del gruppo Media Nord-Est, Luigi Baccialli. Innanzitutto, direttore, è anche bello poter essere qui per un augurio natalizio, visto che non si è potuto fare l'anno scorso. Beh sì, è il tradizionale discorso di fine anno e purtroppo per le note ragioni ci sono state delle pause, quindi è un ritorno del Presidente Zaia con un confronto insieme ai giornalisti in un giorno tra l'altro in cui c'è la cabina di regia riunita in queste ore che deve prendere delle decisioni, ne sono già state anticipate alcune, probabilmente oggi il Presidente Zaia darà conto di quelle che saranno le misure per Natale e per Capodanno, quindi anche per il Governatore un'occasione per fare un bilancio dopo 2 anni dall'inizio di questa vicenda. Ecco, abbiamo visto, direttore, è arrivato il Presidente Zaia, quindi vi lasciamo subito la linea. E grazie, e ci vediamo dopo. Anche lei è tra gli invitati speciali di questo punto stampa di auguri di Natale, e quindi grazie anche per averci dedicato questo spazio, e vi lasciamo all'inizio della conferenza di Natale con il Governatore Zaia. Forse siamo ancora in anticipo. Potete stare anche un po' più ampio del Sottoleone. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Buongiorno a tutti. Non so se sono tutti già in sala. C'è qualcuno che riesce a dirmi se siamo al completo? Allora aspettiamo un secondo. Intanto un ringraziamento a tutti per essere qua. Quest'anno, come vedete, è una versione... Prendete il posto senza chiacchierare, grazie. Ma non sono giornalisti, questo è il guaio. Prego, accomodatevi. Tra l'altro approfitto di salutare l'avvocato Caramel che è venuto a trovarci, decano della regione. Ciao Mario. Tutti a posto? Sì, prego. Intanto grazie per essere qui oggi, veramente grazie di cuore. Come vedete, lo capite da soli guardando la sala, abbiamo dovuto adottare il massimo delle restrizioni, siamo in zona gialla, quindi con la riduzione dei posti diciamo che siamo a meno della metà dei posti possibili, potenziali in questa sala. Però ci tenevamo a rinnovare questo appuntamento annuale, che per noi è un'occasione
sì di bilancio ma anche di ringraziamento, e io desidero veramente ringraziare la stampa per il grande, poderoso ed eccezionale lavoro che ha fatto in questo anno, anche l'anno prima. Però non posso non dimenticare, io l'ho sempre detto, saluto tutti i direttori che sono qui, i giornalisti, ho sempre detto ai vostri uomini e donne nelle conferenze stampa, ho sempre detto guardate, in un momento di guerra ci sono gli inviati di guerra, e penso che il lavoro poderoso che ha fatto la stampa sia stato assolutamente utile per noi a livelli proprio di informazione civile, di protezione civile, di essere al fianco ai cittadini, no? Si parla tanto di questo modello che il Veneto ha inaugurato. Io penso che questo sia merito vostro, di aver creduto nel fatto che la comunicazione istituzionale possa avere una sua validità, una sua strategia durante una pandemia come questa che segnerà, è forse una delle pagine di storia più importanti dell'umanità. E dico questo anche perché non è un momento facile per voi giornalisti, non lo è per noi amministratori, ma del resto noi ormai siamo abituati a ste robe. Ma del resto devo anche riconoscere, porto la mia solidarietà a tutti i giornalisti del Veneto e non solo, che subiscono e hanno subito attacchi a causa del fatto che hanno come unica colpa aver fatto... Scusate, ma non riuscite a fare una roba un po' più tête a tête, grazie. E dicevo, importante ricordare, ho perso anche il filo, ma era una roba importante, che hanno come unica colpa i giornalisti di fare il loro mestiere, di informare i cittadini. Quindi non posso non ricordare anche le aggressioni anche di recente che ci sono state in Veneto, e veramente volevo iniziare appunto con questo ringraziamento. Saluto tutti i presenti, Presidente del Consiglio, ho già salutato l'Avvocato Caramel, sono tutti i dirigenti, il direttore generale, insomma tutti quelli che sono qui presenti oggi. Penso che non ci sia un problema di protocollo, di cerimoniale, sta qui a fare i saluti. Allora, se noi facessimo un bilancio di questo 2021, direi che potremmo chiudere il calendario anche qui ancora una volta dicendo che è stato l'anno del Covid. Ma effettivamente il Covid sta segnando, pensate, sono ormai 22 mesi di Covid. Il 21 febbraio 2022 saranno 24 mesi di Covid. È però l'occasione di ricordare che durante quest'annata è stata un'annata peraltro segnata anche dagli eventi che purtroppo a causa del Covid sono eventi che poi magari sono passati in sordina, cioè 1600 anni della Repubblica Veneta e di quello che è stata la fondazione di Venezia, passati purtroppo in sordina. Il fatto di avere questo grande primato, la prima rettrice donna a Padova, con gli 800 anni fra l'altro della storia dell'Ateneo, piuttosto che altre attività che non sto qui a ricordarvi, le ho volute solo ricordare per pensare che comunque ci sono passati anche dei grandi eventi, ma abbiamo sempre dovuto comunque pensare a questa tragedia. Lasciavamo l'anno scorso noi non abbiamo fatto la conferenza stampa di fine anno, se non diciamo in via virtuale, e l'anno scorso avevamo una situazione sicuramente pesante. Voglio ricordare che nell'inverno, autunno-inverno 2020, questo Veneto è stato colpito duramente dal Covid. Avevamo fatto una prima fase, una prima ondata di Covid che ci aveva provati ma non ci aveva sicuramente segnati come altre regioni. Invece quell'autunno-inverno di un anno fa è stato un autunno-inverno che non dimenticheremo mai, oltre 7.500 morti, la tragedia dei tanti contagiati, le ospedalizzazioni, le difficoltà. Perché vi parlo di questo? Perché comunque noi ancora oggi siamo in pandemia. E un pensiero io lo voglio portare in questa conferenza stampa, dopo il ringraziamento che giustamente va fatto al mondo della stampa, a coloro che comunque ancora oggi sono in trincea, perché sono i nostri sanitari, che sono i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, tutti coloro che lavorano nell'ambito della sanità. Guardate, non è un momento facile. Non è facile perché comunque abbiamo poco più di 1.000, dopo vi darò due dati, 1.300 ricoverati. Se è pur vero che comunque i vaccini stanno facendo la loro grande funzione, abbiamo un terzo dei ricoverati rispetto all'anno scorso. In questo momento vorrei ricordarvi che abbiamo più contagiati dell'anno scorso nelle 24 ore. Però voglio ricordare gli operatori in questa conferenza stampa di fine anno della sanità, perché a loro abbiamo chiesto un grande sacrificio. Ne parlavo anche questa mattina con il dottor Flor, mi dice il morale delle truppe
non è il morale che ci dovremmo aspettare dopo 22 mesi di questa tragedia. Lo dico perché hanno diritto di tutto il nostro rispetto, di tutto il nostro ringraziamento, e sono messi a dura prova, perché sanno che davanti non avranno un Natale facile, sanno che davanti non avranno un Capodanno facile, sanno che comunque noi siamo al loro fianco. Io ho detto che l'unica cosa che possiamo fare è dotarle di strumentazioni, dotarle di dispositivi, fare in modo che ci siano tutte le innovazioni possibili e immaginabili. Adesso stiamo testando una nuova attrezzatura, una nuova macchina che fa tamponi, una macchina israeliana che fa 350 tamponi molecolari all'ora. E stiamo testando intelligenza artificiale, però poi quello che fa la differenza è l'uomo, no? L'uomo, la donna, i nostri operatori. Quindi li voglio ringraziare in un momento non facile. Se potessimo assumere, avere altri operatori da assumere, sicuramente potremmo dare la mano più importante. La verità è che in questo momento non c'è disponibilità sul mercato. Noi non siamo occupati solo di Covid. In quest'anno, come avete visto, abbiamo tentato di portare avanti anche altre iniziative. Fra l'altro è un anno che ha qualificato, lo avete visto anche nella discussione del bilancio, è stato un anno qualificante nella gestione sempre di quello che è stato un bilancio non facile, perché il Covid ha pesato per spese straordinarie per 1.350 milioni di euro, ma è stato anche l'anno nel quale comunque si è cominciato a intravedere la luce in fondo al tunnel, ad esempio rispetto alle grandi infrastrutture, penso alla Pedemontana Veneta, una Pedemontana Veneta sulla quale continuiamo a lavorare, continuiamo a investire e annunciamo, visto e considerato che oltre a fare i bilanci di fine anno bisogna anche annunciare quello che sarà l'anno nuovo. Voglio annunciare che con i primi mesi dell'anno, proprio per scelta, apriremo, io spero, tutti e 30 chilometri, quindi il tratto che va da Montebelluna a Spresiano e l'altro tratto che arriva fino a Montecchio, sperando che entro il 2023 poi si possano avere anche direttamente gli innesti sulla 4 e sulla 27. Stiamo parlando della più grande opera oggi in cantiere in Italia, stiamo parlando di 2.258 milioni di euro di opera, 94 chilometri e mezzo di infrastruttura, ai quali si aggiungono 68 km di viabilità di adduzione, 36 comuni attraversati, 14 caselli. È l'opera che cambierà la vita al Veneto. E chi ha già avuto modo di utilizzarla o chi vive in quei territori già ha apprezzato il grande giovamento che comunque sta già dando, nonostante sia ancora un'incompiuta, perché di fatto ad oggi sono aperti quasi una settantina di chilometri. Però il fatto di pensare a questa infrastruttura che si va a completare nel 2022 per noi significa ovviamente nuova linfa a dei territori. Considerate che abbiamo chiuso un 2021 con un incremento del PIL più alto rispetto alla media nazionale del 6,9%, abbiamo delle proiezioni del 4,5-5% per il 2022, ma io penso che dobbiamo anche rivolgere un pensiero ai lavoratori, ai tanti imprenditori che in queste ore lamentano la difficoltà del fatto che le materie prime hanno avuto ovviamente un aumento di prezzi irragionevole, insopportabile, insostenibile, e anche questa mattina, incontrando delle imprese, c'è qualcuno che dice che dovrà valutare anche di sospendere la produzione in attesa di tempi migliori. Ecco, questo è un altro fenomeno che mai avremmo pensato di ritrovarsi ad affrontare, e quindi veramente qui faccio un augurio anche a tutte le imprese e a tutti i lavoratori. Abbiamo gestito anche grandi contenziosi collettivi, anche questa mattina c'era in corso un tavolo, e il mio pensiero non può che andare a tutti coloro che comunque vivono questa difficoltà. Penso ad ACC, penso a Ideal Standard, chiamiamola pure Dolomite, a quello che poi è il contenzioso di Speedline, insomma tutta una serie di contenziosi. Abbiamo fatto un calcolo che mediamente in questi anni abbiamo gestito un contenzioso collettivo al giorno, sembra strano da dire ma è così, quindi un pensiero va anche a questi lavoratori, nella speranza che il 2022 possa portare serenità anche a queste imprese che ho citato, che seguiamo a vista. Ringrazio anche il Ministro Giorgetti per l'aver ad esempio convocato prontamente la scorsa settimana il tavolo per Speedline, ma piuttosto che per le altre grandi partite che ci troveremo ad affrontare come ACC di Mel, per la quale auspichiamo che si chiuda positivamente la trattativa con gli offerenti, con coloro che si sono presentati in gara, piuttosto che con Ideal Standard. È stato quindi un anno che ci ha dato l'idea di cosa significhi uscire dal Covid, perché voglio ricordare che l'estate
2021 ha significato anche riassaporare un po' di libertà, e questa l'abbiamo vista personalmente, ma l'abbiamo vista anche nei dati economici, ma dall'altro anche la volontà di pensare che nel 2022, con l'ultima notizia peraltro che abbiamo in queste ore della disponibilità delle nuove pillole, nuove pasticche come le chiamo io, antivirali contro il Covid, che si possa pensare a un approccio ancora più performante rispetto a coloro che si infettano, e che quindi pian piano questa pandemia si trasformi in una sorta di pandemia che diventerà sempre più endemica, e quindi questo virus diventerà sempre più, fra virgolette, familiare e meno problematico nella sua gestione. E durante questo anno noi ci siamo occupati, questo ve lo voglio ricordare, alla luce anche dell'ultima missione dell'ONU, del rappresentante dell'ONU in Veneto, ci siamo occupati di FAS. Voglio ricordare che sui FAS, nonostante il Covid, noi non abbiamo abbassato la guardia. Ve lo dico perché si è aperto ovviamente il nuovo acquedotto che avevamo promesso di realizzare, abbiamo comunque portato avanti una battaglia giuridica in tribunale non facile da sostenere, tenendo al tavolo gli interlocutori e le multinazionali che molti davano già per perse e per escluse dalla fase processuale. E si avviano i biomonitoraggi. Saluto la dottoressa Russo che è qui, che sta seguendo magistralmente tutta questa partita non poco difficoltosa, e anche perché sono tutti modelli nuovi per il Veneto. Vi ricordo che i FAS a noi sono stati segnalati nel 2013. Noi abbiamo avuto il coraggio di affrontare da subito questa partita dei FAS e l'abbiamo affrontata col modello Veneto, li abbiamo presi subito di petto. Abbiamo dato vita subito a un laboratorio nazionale che oggi è un laboratorio di riferimento anche per le altre regioni, investendo oltre 10 milioni di euro, perché si parlava di FAS ma non si riuscivano ad analizzare poi nelle acque i FAS. Siamo ancora oggi l'unica regione in Italia che ha avuto il coraggio di fare una legge, nonostante i 43 ricorsi, per fissare il limite dei FAS nelle nostre acque a 0. Portiamo avanti una grande sfida, che è quella di pensare che per anni, decenni, cittadini di molte zone del Veneto hanno bevuto, si sono alimentati di acque inquinate, e quindi c'è il tema del biomonitoraggio, ma teniamo anche a dire che in quella comunicazione che nel 2013 ci è arrivata dal CNR non c'era una segnalazione unica in Italia, cioè Regione del Veneto, c'erano molti focolai di FAS. Noi ci siamo mossi, evidentemente siamo andati per primi sotto i riflettori. Ci spiace che a volte questa partita dei FAS descriva questo territorio come quello della terra dei fuochi. Sicuramente è una grave e triste tragedia che colpisce il Veneto. Qualcuno dice che potrà avere circa 40-50 anni la storia dei FAS, però è altrettanto vero che i veneti da subito si sono rimboccati le maniche. Se oggi pensate che andavo ricostruendo la storia dei FAS, ho visto che la comunicazione del 2013 da parte del CNR è stata del maggio, se non ricordo male. Noi già a luglio presentavamo il primo dossier in procura, alla Procura della Repubblica di Vicenza. È stato anche l'anno di un grande lavoro, che è quello che ancora si vede un po' in embrione, ma prenderà sempre più forma, e poi vi spiegherò perché. Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Si va a inserire in un progetto molto più ampio, ne ho parlato con il governo. Voi sapete che il progetto più ampio si chiama PNRR, e quindi la possibilità per il Veneto di avere quota parte di questi 229 miliardi saranno oggetto ovviamente di discussione e di lavorazione nel 2022, ed è anche l'occasione per dire che in questa partita noi ci siamo candidati per tutta la partita sicuramente della sostenibilità, e questo senza escludere ovviamente il grande blocco dell'idrogeno. Perché vi dico dell'idrogeno? Perché con il ministro Giannini in particolar modo nell'ultima riunione ho voluto candidare il Veneto a diventare laboratorio per l'idrogeno, sia per la produzione, per la distribuzione, ma soprattutto per la mobilità, partendo dai treni. È un progetto sicuramente avveniristico, un progetto ambizioso, è un progetto che guarda al futuro, ma è anche un progetto al quale il Veneto può candidarsi. Io immagino e spero che il governo possa solo che prendere in maniera positiva questa nostra candidatura, che è una candidatura che va nella direzione di essere anche laboratorio per gli altri. E noi abbiamo tutti i requisiti per poter puntare a questa nuova tecnologia, a questa nuova forma di energia,
E abbiamo ovviamente in tandem molti grossi interlocutori che hanno, diciamo, skills e quindi preparazioni tecniche per affiancarci, e a questo anche dico che lo posso annunciare, stiamo anche lavorando per Hyperloop, no? Che è il treno ad alta velocità, direi che è il treno più veloce del mondo. Adesso noi firmeremo un altro accordo la prossima settimana. Io ho già incontrato qualche anno fa, siamo stati i primi in Italia fra l'altro, e l'assessore e la vicepresidente è stata anche negli Stati Uniti, anche se non l'abbiamo detto, 2 anni fa, a far visita al cantiere e vedere questo treno, un treno ovviamente che viaggia a velocità uniche, che noi vorremmo iniziare a utilizzare come navetta per le merci. Anche questo è un progetto assolutamente innovativo, unico nel suo genere, e chi sta lavorando su questo fronte sono gli Emirati Arabi, che pensano proprio a una navetta per collegare delle città. Su questo fronte vi volevo dire che quest'anno noi abbiamo completato sostanzialmente l'accordo per il materiale rotabile. Quindi consegniamo ai Veneti nel 2022 fondamentalmente un parco macchine dei treni sostanzialmente tutto rinnovato. L'età media, da quella che abbiamo ereditato, che era una media di 25 anni, quanto aveva? Ecco, circa 20 anni nel 2010, noi consegniamo ai Veneti nel 2022 un parco macchine, quindi di treni, a livello regionale, che ha un'età media di 4 anni. Quindi stiamo parlando di tutto un rinnovo dei treni che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto in prospettiva del fatto che abbiamo più di 100.000 pendolari al giorno che utilizzano questi mezzi, ma soprattutto per il fatto che quando noi abbiamo ereditato questa regione c'erano quotidiane lamentele per i ritardi. Oggi l'orario cadenzato funziona. Per la pulizia, il fatto che all'interno dei treni ci si lamentava spesso che le pulizie non fossero gestite nel migliore dei modi, e per la qualità dei mezzi. Noi abbiamo investito per 10 anni e penso che questo sia un risultato che ci possiamo assolutamente accreditare e fa attestare il Veneto come la prima regione d'Italia per l'ammodernamento rispetto al materiale rotabile. Abbiamo le Olimpiadi. Le Olimpiadi non sono una partita da poco. Il 2022 sarà un anno che sarà fondamentalmente segnato dalle Olimpiadi, perché dobbiamo recuperare 24 mesi che abbiamo sostanzialmente perso in scartoffie, oggettivamente producendo poco rispetto alle opere, ma saranno 12 mesi quelli del 2022 che dovranno essere moltiplicati per 2 o per 3 a livello di impegno lavorativo e di impegno da parte nostra. Vi dico solo, per darvi una dimensione, che i 100 milioni investiti nei mondiali di sci per noi hanno significato aver collegato nel mondo 500 milioni di persone che hanno seguito via web, via TV i nostri mondiali di sci. Immaginate solo quali saranno i numeri delle Olimpiadi. Le Olimpiadi sono già un rinascimento palpabile, visibile non solo a Cortina. C'è interesse a livello internazionale rispetto alle nostre Dolomiti, che sono patrimonio dell'umanità. Fra parentesi, altra cosa che è accaduta nel 2021, Padova Urbs Picta, dovevamo fare una grande festa per il 9° sito UNESCO e anche qui abbiamo dovuto piegare sotto il Covid. Però Dolomiti patrimonio dell'umanità, l'investimento per le Olimpiadi, avete visto dalla conferenza stampa dell'altro ieri che sul Bob si è chiusa la partita e si è chiusa bene come pensavamo e come volevamo, dove l'impegno della regione sul Bob, male che vada, sarà di 5 milioni di euro su 61 milioni, ma bene che andrà sarà di 0 impegno rispetto a quello che qualcun altro preventivava. E ringrazio tutti quelli che hanno lavorato fra l'altro per questa partita. Le Olimpiadi per noi però non significa solo Bob, che è sicuramente il punto di partenza del nostro dossier, ma significa l'ammodernamento della viabilità. Abbiamo dato vita alla società infrastrutture, dove l'amministratore delegato è il dottor Sant'Andrea e la presidente la professoressa Vecchi. Stiamo oggi lavorando alacremente, dobbiamo dirlo, per portare a termine il definitivo e quindi partire con la gara per la variante di Cortina. Sono 300 milioni di euro che abbiamo. Io ho sempre sentito parlare della variante di Cortina, non avevano i soldi, non avevano i progetti e parlavano della variante.
Noi oggi parliamo della variante, abbiamo i soldi, abbiamo anche i progetti. A settimane io spero arrivi il definitivo, ma abbiamo anche i 270 milioni di euro già stanziati per la variante di Longarone. E poi le opere per l'Evenio, quindi le opere per infrastrutture sportive, definiamole così, un ammodernamento di quello che saranno ulteriormente le nostre piste. La mobilità, non nego che abbiamo ripresentato al tavolo nazionale la necessità di dar vita a questo tragitto ferroviario Cortina-Venezia, Venezia-Cortina, quello che comunemente chiamiamo treno delle Dolomiti, e ci aggiungo anche di più, ho detto che non vogliamo neanche elettrificarlo perché lo vogliamo a idrogeno. Può sembrare, come si può dire, qualcosa di realizzabile, ma se siamo riusciti a realizzare le Olimpiadi riusciremo anche a realizzare il treno delle Dolomiti. Sulla partita delle Olimpiadi ovviamente si sta aprendo un interesse internazionale importante. Io spero che questa candidatura, che è stata voluta fortemente dal Veneto, porti un nuovo rinascimento alla montagna veneta. Considerate la montagna veneta vive non solo i contenziosi collettivi di lavoro, vive lo spopolamento, 1 migliaio di persone ogni anno se ne vanno dalla provincia di Belluno, e vi ricordo che assieme al Sondrio sono le 2 province totalmente montane che abbiamo in Italia. Ma le Olimpiadi per noi significa anche guardare oltre le Olimpiadi. Molti mi chiedono: ma saranno tutte concluse le opere per le Olimpiadi? Io immagino proprio di no, però avere la variante di Cortina appaltata, impostata, e sapere che da lì a poco sarà anche conclusa vuol dire recuperare montagne di chiacchiere fatte per decenni, e quindi vuol dire comunque aver concluso un progetto. Devo anche dire che le Olimpiadi, lo dico ai più scettici, le Olimpiadi hanno permesso anche di sbloccare anche altre opere magari distanti dalle Olimpiadi, perché l'effetto Olimpiadi ad esempio lo si è visto nella bretella dell'aeroporto. Se non avessimo avuto quel pungolo delle Olimpiadi per dire sempre: guardate che abbiamo le Olimpiadi, avremo le Olimpiadi nel 2026, probabilmente saremmo ancora lì a discutere per la bretella ferroviaria rispetto all'aeroporto di Venezia. E quindi sulle Olimpiadi noi lavoreremo tanto nel 2022, perché è l'anno nel quale si andrà a caratterizzare ovviamente tutta questa partita. Quindi Olimpiadi, il tema del PNRR. Molti ci chiedono quali saranno le iniziative, ma ve lo dico subito: intanto noi dovremo avere più o meno 115 milioni di euro cash a disposizione come Regione. Come avete visto abbiamo già fatto ad esempio un bando per i borghi, c'è un bando importante, fra l'altro annuncio e ricordo a tutti coloro che fossero interessati che c'è un bando che stanzia 20 milioni di euro per un solo borgo da rivitalizzare in Veneto, quindi deve essere un borgo storico, un borgo che deve avere particolari caratteristiche, ma insomma 20 milioni di euro non sono anche poco. Ma diciamo anche che anche per altre realtà di piccoli borghi poi faremo altri bandi, non ovviamente di questa entità, sarà qualche milionata di euro, ma sempre nella direzione di valorizzare queste peculiarità. Dopodiché stiamo lavorando a un progetto bandiera, non ve lo posso annunciare perché è innovativo. Come si direbbe in Veneto, se riusciamo a metterlo in piedi mandiamo in schiena a qualcuno in giro per il mondo. Stiamo lavorando fortemente con l'Accademia in Veneto, l'idea nasce da questi uffici, da qui. È un progetto assolutamente innovativo che, se dovesse diventare progetto bandiera, il progetto bandiera è un progetto che ogni regione identifica e che porterà per sempre quella targa, no? Immaginatevi la targa in ottone con scritto: questo è stato realizzato con i soldi del PNRR. Ecco, siccome noi non vogliamo andare a finanziare progetti bandiera che poi, non sono che poi si dimentichino, abbiamo pensato a qualcosa di innovativo che non vi posso anticipare perché abbiamo anche un vincolo di riservatezza in questa fase di costruzione di questo progetto. Però insomma, verosimilmente, io che sono sempre ottimista, dico che anche questa partita la chiuderemo. Non vi nego che siamo a buon punto anche con la partita Intel. Qui vedo già qualcuno dei miei che tira gli occhi, mi devo fermare qui, perché ci hanno fatto firmare un sacco di carte. Però vi dico che Intel comunque riguarda ancora anche il Veneto. Questo vuol dire nel mondo dei microprocessori, vuol dire nel mondo dell'intelligenza artificiale e dell'opportunità lavorativa, stiamo parlando di 6.000 lavoratori, vuol dire che essere ancora della partita
non averla chiusa, essere ancora della partita, vuol dire insomma che abbiamo sgomitato per bene. Vuol dire che abbiamo sgomitato per bene e vuol dire che i nostri uffici stanno lavorando bene assieme a Veneto Sviluppo che segue tutta la vicenda, nella speranza che poi alla fine si rientri nella short list dei due, uno dei due il quale avrà l'investitura, perché anche questa è una partita per noi molto importante. Non ci siamo dimenticati il bilancio, è l'11° anno di bilancio tax free, sta quasi diventando una colpa non mettere tasse in Veneto. Vi ricordo che la pressione fiscale in Veneto da parte della Regione fatto 100 è 1%. Noi non preleviamo dalle tasche dei veneti circa 1.179 milioni di euro all'anno. Questo ve lo voglio dire perché l'abbiamo fatto come scelta pensando che comunque se i soldi restano nelle tasche dei veneti, è vero che siamo un popolo di risparmiatori, ma immagino che non vadano tutti ad essere depositati questi soldi, qualcuno li investirà, cioè cercherà anche di vivere con questi soldi. Confermo che resteremo tax free. Condivido la riflessione che se mai dovesse accadere che si dovesse chiedere un sacrificio ai veneti, lo potremo chiedere solo per il sociale, che è una grande preoccupazione che tutti noi abbiamo. La preoccupazione dei non autosufficienti, della disabilità, dei tanti, perché poi è un po' come in Malavoglia, no? Se avete letto in Malavoglia, cioè, questi qua avevano sempre le sfortune da loro, no? Piove sempre sul bagnato. Spesso la storia di queste famiglie è una storia che non si ferma al non autosufficiente in casa, al disabile, ma è una storia che poi si trascina altre storie negative. E penso che sia a livello regionale, ma non sto annunciando nuove tasse, ma anche a livello nazionale ci voglia ancora più attenzione rispetto a questo mondo, no? Il mondo del sociale, che è un mondo che è quello delle famiglie, che è quello di un tessuto sociale che comunque ha dimostrato nei momenti di difficoltà di esserci, e oggi è bene che le istituzioni ci siano. Io non posso dimenticare quello che è accaduto durante il Covid. Guardate, molta gente che non aveva i soldi per mangiare portava la donazione per il Covid. 58 milioni di euro abbiamo raccolto, 58 milioni di euro. Stiamo però portando avanti un bilancio con la disponibilità, pensate, nonostante tutte queste bufere, questo mare grosso che abbiamo attraversato, un bilancio che è assolutamente un bilancio che ci permette di investire ancora 64 milioni di euro nella spesa politica, nella spesa delle attività, facendo comunque altra spesa politica che non calcoliamo qui. Potrei parlare dei 32 e oltre milioni di euro per le scuole paritarie. Fra parentesi, resta un problema nazionale. Vi chiedo, ricordiamolo ogni tanto, che 90.000 bambini in Veneto delle scuole dell'infanzia non hanno una scuola pubblica nella quale entrare. Non solo gli insegnanti, non hanno neanche gli edifici. Pensate che ogni anno lo Stato in Veneto risparmia oltre 200 milioni di euro, ma che sono spese che poi si sobbarcano alle famiglie, le istituzioni come noi, che a differenza dei miei colleghi ci mettiamo 32, quanti milioni sono questi? 31 milioni. Il Patriarca adesso mi chiederà 32 milioni. Facciamo 32. Dopo arriviamo sempre a 34, 35, quindi ormai è un rituale. Ma lo Stato risparmia oltre 200 milioni di euro all'anno, semplicemente per un fatto di virtuosità che ha il Veneto, che si trascina da fine 800. E qui non si può non pensare al fatto che in tutto questo contesto, dopo 1551 giorni dal referendum, lo chiedo a loro che lo pubblicano tutti i giorni in video, e dopo 1551 giorni di referendum, io dico questo che sono 4 anni, noi abbiamo avuto 4 governi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi, e 24 mesi di Covid in mezzo. Questo non è una giustificazione, anche perché noi non abbiamo bisogno di giustificazioni, casomai dovrebbero cercarsele a Roma, visto considerato che non ci hanno ancora dato risposte. Però devo anche dire che stiamo trattando in maniera seria con il ministro Gelmini. Vi annuncio anche che ho incontrato il ministro Franco per l'autonomia. È stato un colloquio cordiale, ovviamente il ministro non si è sbilanciato, però ha esposto le nostre ragioni.
Si va nella direzione di una legge quadro. Voi sapete che nel collegato alla finanziaria c'è già il titolo, adesso si tratta di capire se ci entrerà anche il contenuto o se resterà un titolo e quindi nessuno dovrà votare nulla. Legge quadro che dovrà andare in Parlamento, verosimilmente potrebbe andarci a gennaio, se si troverà ovviamente un accordo. Noi chiediamo che ci sia chiarezza sulla norma finanziaria. Abbiamo fatto anche una proposta tutta veneta, una norma finanziaria che sia anche solidale oltre misura, nel senso che voi sapete che la norma finanziaria di base dovrebbe stabilire una percentuale del gettito fiscale da lasciare in regione per far fronte ai costi delle competenze che vengono trasferite alla regione. Se le competenze che dovrai gestire valgono 100 e le tue tasse sono 1000, il 10% delle tasse devono restare in Veneto. Ma se il gettito fiscale dovesse aumentare e le tasse invece di essere 1000, perché va bene l'economia, fossero 1100, vorrebbe dire che il 10% non sarebbe più 100 ma sarebbe 110. Allora noi abbiamo chiesto che la virtuosità venga premiata mantenendo inalterata la percentuale fissata e inventandoci poi una quota di compartecipazione di quel 10 in più da dare magari come quota di solidarietà, con una tassa destinata alle regioni meno fortunate, più in difficoltà, magari per investire nella creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani piuttosto che nella sanità. Quindi una tassa di scopo che potrebbe essere girata pari pari dalle regioni che hanno l'autonomia a regioni che non ce l'hanno. L'autonomia è una grande partita, una partita irrinunciabile per noi. Non vorrei che qualcuno pensasse che si sia calata la guardia o l'attenzione o la tensione sull'autonomia. Noi in questi anni comunque abbiamo lavorato, abbiamo dato vita a un osservatorio, abbiamo dato vita a un grande gruppo di lavoro, abbiamo prodotto tutto quello che è materiale possibile e immaginabile per andare a fare una trattativa. Però anche la volontà di dire che sull'autonomia noi non indietreggiamo di un millimetro. Molti mi chiedono: ma avete rinunciato a qualche delega? Noi chiediamo le 23 materie, sono esattamente le materie previste dalla Costituzione. Dopodiché la legge quadro dirà che ci sarà una scansione nell'avere le 23 materie, ci sarà un cronoprogramma, ci saranno degli step, siamo pronti ad affrontarli, ma bisogna che sia vera autonomia, non finta autonomia. A Roma non è che fanno i salti di gioia quando andiamo a parlare di autonomia. Del resto io non ho mai visto i capponi organizzarsi a festa di Natale. Però è pur vero che questo percorso è iniziato, è pur vero che è costituzionale. Pensate che abbiamo un ministro della giustizia, il ministro Cartabia, che è colei che si è occupata della nostra sentenza per l'autonomia. È pur vero che il capo dello Stato parla di autonomia. È vero che grazie ai Veneti, e solo grazie ai Veneti, a quel referendum del 22 ottobre 2017, con quei 2.273.000 Veneti che sono andati a votare, noi oggi lì abbiamo un biglietto da visita che è una pietra miliare, perché non ci va Zaia o un amministratore del Veneto con una delibera, ci vanno 2.273.000 Veneti che rappresentano 5 milioni di Veneti che hanno detto che vogliono l'autonomia. Io penso che sia un processo inesorabile, che non si torni indietro, tanto è vero che la preoccupazione è quella di trovare un accordo. Spero che lo si trovi questo accordo. Questo governo ha un'opportunità, scrivere una pagina di storia. Se non la scriverà, passerà qualcun altro e la scriverà al posto suo. Però penso che rischi di essere un'occasione mancata per questo governo. Io ho seguito con attenzione ieri il Presidente Draghi nella sua conferenza stampa. È mancata la parte dell'autonomia. È mancata la parte dell'autonomia perché ancora non entra nelle corde della Presidenza del Consiglio, però è nelle corde dei cittadini e il popolo ti guarda e ti giudica. Il popolo ha già indicato la via, che è quella dell'autonomia per il Veneto, ma non solo. Guardate, è esemplare che ci siano praticamente tutte le regioni del nord, ma che anche al sud ci si muova. De Luca, il collega De Luca, chiede di entrare nella trattativa. E quindi, come dicevano i padri costituenti, più Stato, cioè loro non lo dicevano, vi faccio io la sintesi, loro dicevano ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Tradotto vuol dire più Stato dove ci vuole più Stato e meno Stato dove ci vuole meno Stato.
La più grande industria in Veneto è il turismo. Noi quest'anno abbiamo chiuso un bel bilancio, abbiamo superato il pre-Covid, abbiamo fatto una stagione balneare estiva, montagna estiva e balneare, lago, unica, da far firma per tutta la vita. Questa è un'industria che vale 18 miliardi di euro in Veneto, è la più grande industria in Veneto, 72 milioni di presenze turistiche, siamo la regione più bella del mondo e che offre destinazioni turistiche direi mica che Bergamo è più bella e che offre destinazioni, saluto il direttore Pappetti, e che offre destinazioni turistiche in un raggio d'azione molto breve, questo è il nostro vantaggio. Un paio d'ore d'auto tu riesci a passare dagli Scini alla Marmolada a farti il bagno in una spiaggia a Jesolo, in una delle spiagge venete. Abbiamo il lago di Garda che è una grande destinazione turistica, fa 9 milioni di presenze turistiche, le terme, il delta del Po, le destinazioni dei 9 siti UNESCO e la montagna estiva e invernale, le spiagge che fra l'altro si dimentica sempre di dire che le spiagge fanno quasi la metà delle presenze turistiche del Veneto, 32 milioni di presenze turistiche. E poi Venezia come tutte le città d'arte, Venezia fa 14 milioni. Perché vi dico questo? Perché ci stiamo già adoperando affinché la montagna invernale non abbia da soffrire con questo Covid. Stiamo predisponendo, il salvacondotto per evitare che se dovessimo passare in zona arancione ci siano guai o problemi negli impianti di risalita. Quindi vi dico già che stiamo preparando un provvedimento, una mia ordinanza, affinché anche in presenza di zona arancione si continui a sciare. Io penso che questo sia il minimo che noi dobbiamo agli operatori della montagna invernale. L'anno scorso sono stati beffati doppiamente, il Covid e tanta neve. Cioè vuol dire essere presi per i fondelli. Quest'anno noi non possiamo permetterci che una parte importante della nostra offerta turistica, quella della montagna invernale, possa minimamente chiudere. Questo lo dico agli operatori. Peraltro una montagna che grazie, e lo dico dopo qualche anno di lavoro per Vaia, una montagna che abbiamo ringiovanito, ripiantumato, rivisitato in molte sue parti, penso al lago di Alleghe per l'escavazione, a piste ciclabili, viabilità silvopastorale, a molte opere di manutenzione a tutela del dissesto idrogeologico. Quindi è una montagna che vede anche i benefici dell'investimento di quel miliardo di euro che abbiamo avuto in 3 annualità per Vaia. Io non aggiungerei altro, guardate, penso che potrei stare qui fino a domani a parlarvi di quante attività abbiamo fatto e vogliamo fare per il 2022. Voglio solo ricordarvi 2 dati, evito anche di dare il bollettino oggi del Covid, perché evito oggi che è il giorno della conferenza stampa di fine anno. Vi dico che oggi abbiamo oltre 5.000 contagiati, abbiamo un'incidenza dei contagi del 3,63. Intanto vi ringrazio perché ci state dando una mano a comunicare del fatto che se tu vai a pescare con la rete a strascico non è come andare a pescare con la canna da pesca. Per dire cosa? Per dire che noi abbiamo sempre tanti contagiati, ma poi vedete la tabella nazionale di giornata ci dice che molto spesso, come oggi, siamo sotto la media nazionale della percentuale di contagi sui tamponi fatti. Cioè vuol dire che noi siamo i primi in Italia ancora oggi per il numero di tamponi, ci batte Bolzano ma per ovvi motivi perché ha pochi abitanti, quindi riesce ad avere un numero di tamponi ad abitanti elevato. Siamo i primi per tamponi, i primi anche come cacciatori di positivi. È una situazione assolutamente importante rispetto al Covid, che non ci fa dormire sonni tranquilli. Oggi c'è un incremento di una quindicina di ricoveri, però è anche una situazione che ci dice che i vaccini hanno funzionato. Noi oggi abbiamo, rispetto ai contagiati dell'anno scorso, della stessa giornata, che erano molti di meno, noi abbiamo già superato la quota massima dei contagiati dell'ondata dell'autunno-inverno dell'anno scorso. Ne facciamo tutti i giorni di più, abbiamo 1/3 dei ricoverati. L'80% ancora oggi dei nostri ricoverati in terapia intensiva è non vaccinato. Almeno 1 su 2 dei ricoverati, dei 1200
e 60 ricoverati in corsia è non vaccinato. Il tema della non vaccinazione è un tema che pesa nella guerra al Covid. Ne abbiamo già inoculato quasi 8.700.000 dosi di vaccino. Stiamo mantenendo la parola, grazie a 1.600 operatori che stanno vaccinando anche in questo momento, siamo sulla media di 48.000, 50.000 vaccinazioni al giorno. Mantenendo la parola, vi ricordate che vi dicevo, faremo almeno 1,5 milioni di vaccinazioni prima del 31 dicembre. Penso che 1,5 milioni le faremo per fine settimana, forse anche prima, perché siamo quasi a 1,5 milioni di terze dosi. Siamo impegnati fortemente su questa partita. Io sono preoccupato per il morale delle truppe, ve lo dico veramente, perché dopo 22 mesi che stai lì a combattere e non vedi alba, mi metto nei panni del morale delle truppe. C'ho i miei che mi dicono che vedono operatori cinquantenni con la lacrima. C'è chi non vede più la luce in fondo al tunnel. Io veramente mando un abbraccio, l'ho detto anche all'inizio a tutti i nostri operatori. Sono veramente preoccupato di questo. E faccio un appello anche a chi non si è vaccinato. C'è il fondamentalista che è che ci ha messo l'ideologia nella non vaccinarsi, che rispetto, anche se non condivido una riga di quello che dicono. Siamo in un paese libero, con una vaccinazione volontaria, ma abbiamo anche tante persone che hanno paura di vaccinarsi. Io faccio appello a questi, la battaglia la facciamo assieme e la vinciamo assieme. È veramente una battaglia che faccio con il cuore, perché noi non possiamo perderla, non possiamo tornare a chiudere. Vi ricordo che noi oggi abbiamo il 16% di occupazione in terapia intensiva, se andiamo al 20 passiamo alla zona arancione, abbiamo il 17% di occupazione nell'area medica, se andiamo al 30 passiamo in zona arancione. Quindi verosimilmente la terapia intensiva nel giro settimana 10 giorni va al 20. Restiamo appesi all'ultimo parametro che è quello dell'area medica, oggi è 17, poi a 30 si va in zona arancione. È vero che con Super Green Pass, poi vedremo dalla riunione di oggi, riusciremo a gestire anche la zona arancione per i vaccinati, però è altrettanto vero che insomma un minimo di lavoro di squadra, di comunità lo dobbiamo fare. È ignobile che si continui a dire che è un'influenza, è altrettanto ignobile che si continui a dire che si può curare solo a casa, perché su 100 pazienti positivi 95 si curano a casa, non serve che ce lo venga a dire nessuno, perché accade così in tutto il mondo civile, ma 5 hanno bisogno di un ospedale, altrimenti rischiano di morire. Se parlate con chi ha avuto il Covid, 1 su 2 vi dice non è un'influenza. E io penso che questa battaglia va fatta tutti assieme, quindi faccio veramente appello per questo. Perché vi dico questo? E la conferenza stampa non è conclusa. Perché un'amica del Veneto, una veneta che ho contattato, ha voluto mettersi a disposizione per questo. Io la ringrazio di cuore, adesso lanciamo anche il video quando vi dico io, e un giorno preso dallo sconforto ho detto devo fare qualcosa. Sapete quante volte ho detto ma possibile che non ci sia una comunicazione nazionale? Possibile che qui tutti abbiano abdicato a comunicare? Non possiamo essere noi il riferimento con la conferenza stampa del mezzogiorno e mezzo, ci vuole anche un'informazione, campagne a livello nazionale. Beh, iniziamo noi come Veneto. Non ho mai voluto farla, lo sanno i miei assessori. Ho detto siamo in regime di volontarietà all'accesso vaccinale, l'istituzione si comporta in maniera asettica. Però scusatemi, con i dati che abbiamo negli ospedali e con i discorsi che sento e quello che vedo, abbiamo deciso di iniziare a scendere in campo anche con una campagna istituzionale. Ringrazio questa veneta che pro bono, cioè gratis, mi ha detto subito di sì. È Federica Pellegrini, prego. Buongiorno, buonasera a tutti e un saluto speciale a
Presidente Luca Zaia, grazie mille per avermi dato l'onore di partecipare a questa campagna, grazie alla Regione Veneto, perché credo fortemente che questa campagna di sensibilizzazione contro il Covid-19 sia veramente necessaria a questo punto. Mi raccomando, manteniamo sempre alte le misure di sicurezza, dalla mascherina a tutte le vaccinazioni necessarie per questo virus che pian piano cercheremo di debellare. Veramente grazie, per me è stato un piacere e un onore collaborare con voi per questa campagna, spero vi piacerà, mi è piaciuta molto, devo dire anche grazie a chi l'ha realizzata, perché in 3 ore siamo riusciti a fare un prodotto ottimo e secondo me fighissimo. Un abbraccio a tutti e ne usciremo. Andate con lo spot 2 volte. Le sfide non sono tutte uguali. Questa volta vince la terza. La terza dose è fondamentale per sconfiggere il Covid-19. Prenota la tua vaccinazione. Con la terza vinciamo insieme. Le sfide non sono tutte uguali. Questa volta vince la terza. La terza dose è fondamentale per sconfiggere il Covid-19. Prenota la tua vaccinazione. Con la terza vinciamo insieme. Bravo. Devo dire, intanto ringrazio Federica, devo dire che ha detto subito di sì, nel senso che quindi grazie di cuore, dall'1:30 di oggi partirà su tutti i social e poi questo spot verrà tradotto sia dato alle emittenti televisive e ai giornali per la campagna, diciamo, cartacea, definiamola così, insomma. C'è una versione cartacea della campagna. Speriamo che a livello nazionale qualcuno si decida. Io l'ho già suggerito più volte di ingaggiare molti testimoni che non vorrebbero nulla, che sono dei riferimenti. Pensate solo a che target può avere un personaggio come la Divina, come Federica Pellegrini nella comunicazione, e potremo fare un grande lavoro. Cioè, per noi la terza dose oggi, che comunque parlare di terza dose vuol dire parlare di vaccini, significa fare una grande operazione. Quindi veramente grazie di cuore a Federica Pellegrini. E dall'1:30 quindi è ufficiale lo spot e sarà in tutti i canali social anche di Federica, che aveva già annunciato 4 o 5 giorni fa The New Project, ma molti forse non se ne sono accorti, perché stava registrando e facendo, poi abbiamo fatto tutto in fretta e furia, però insomma siamo riusciti a organizzare. E prima di chiudere, passare al programma, quello che prevede il programma, volevo ringraziare gli assessori, a iniziare, perché poi voi i cittadini vedono spesso me, però poi sono loro che lavorano, io faccio solo il passacarte. E allora c'è Elena Donazzan, che ringrazio, che si è occupata quest'anno di tutto il tema pesantissimo dei contenziosi collettivi. Ci sentiamo spesso, dopo lei giustamente vive sta roba da vicino, e noi la viviamo con molta apprensione, perché pensare che un'azienda come ACC mi perda 350-400 persone piuttosto che Idea Standard o Speedline, che ci dicono vogliono andare via perché hanno cambiato idea, non funziona così in Veneto. Questo è un messaggio che mandiamo a tutte le multinazionali, non funziona così, a buon intenditor poche parole. Quindi grazie a Elena Donaziano. Non ho parlato di tutte le competenze, i 20.000 ragazzi della formazione, tutto quello che stiamo facendo, perdonatemi tutti. Federico Caner lo ringrazio, fra l'altro lui ha anche un peso di molte deleghe, perché ha il tema dell'agricoltura e il turismo, che è una bella roba, ma coordina anche il tavolo nazionale per l'agricoltura per tutti gli assessori, quindi la conferenza delle regioni è oggi retta dalla regione del Veneto. Questo ci dà anche, come si può dire, più standing quando si parla di agricoltura. Siamo la seconda agricoltura in Italia come Veneto, prima la Lombardia, per poco però. E l'assessore Corazzari, che si occupa di infinità di deleghe e spesso è chiamato a fare le nozze con i fichi secchi, perché mi rendo conto che il bilancio
che meriterebbero molti comparti, ad esempio quello della cultura è un bilancio che abbiamo comunque anche quest'anno sistemato, ristorato, però insomma c'è il fronte della cultura, tutto il tema dell'urbanistica, del consumo del suolo, stiamo andando avanti fra l'altro con una nuova iniziativa anche consiliare, e poi caccia, pesca che in Veneto prevede molto dibattito, molto impegno, quindi grazie anche all'assessore Corazzari. La vicepresidente Del Berti, ringrazio anche lei perché mi ha seguito in quest'anno la viabilità, abbiamo seguito alcune partite importanti rispetto a tutto quello che è la grande viabilità. Il tema di CAV, che è una storia che si rivelerà molto importante, insomma non è più un mistero, noi vogliamo candidare CAV ad essere, adesso se l'Europa chiude la partita, ad essere gestore autostradale, quindi essere concessionario vero e proprio. Abbiamo fatto finalmente passato dopo anni di battaglia la norma in Parlamento, quindi CAV a pieno titolo lo può fare a livello regionale e a livello interregionale con l'accordo con la regione. Se dovessimo fare un accordo sulla 4 dovremmo avere l'assenso, la condivisione o fare un accordo con o il Friuli Venezia Giulia piuttosto che la Lombardia, ma faccio solo degli esempi, non scriveteli per favore. Il tema è CAV concessionario, CAV fra l'altro che gestisce il nostro passante di Mestre, che ci sta dando anche grosse soddisfazioni sul fronte dei bilanci che poi noi gli utili riversiamo direttamente nella viabilità. E quindi qua c'è tutta questa partita oltre che quella di Pedemontana. E la vicepresidente si è occupata anche di alcune opere rispetto alle Olimpiadi. L'assessore Lanzarin, ringrazio anche lei, è inutile dirlo, lei è da 22 mesi che non vive più e ogni tanto che domando del moroso, per dire che ci ha messo anima al corpo su questa partita. Adesso Crozza dirà che dico sempre partita, bisogna che dica un'altra parola. Su questo dossier della sanità, che ci impegna non solo davanti agli schermi o pubblicamente rispetto ai bollettini o altro, ma noi siamo costantemente, quotidianamente collegati per problemi che abbiamo, tutti i giorni abbiamo dei problemi, dalle code, dalle file chilometriche dei tamponi, al fatto che una banalità, ve la dico, a me e a lei sembra normale, a noi sembra normale che se tu devi far fare un tampone a un ragazzo, a un bimbo o a un cittadino, ci possa essere anche l'alternativa al centro tamponi, la farmacia, il laboratorio, ma ci dicono di no perché l'ipotetico positivo non può entrare in una farmacia. Quindi abbiamo ben chiaro anche noi che si potrebbe fare ben altro, ma ci sono delle norme che ce lo vietano. Come molte altre attività che stiamo facendo per la sanità, perché voglio ricordarvi che la sanità per noi non è solo Covid. È un messaggio che mando sempre a chi dice che il Covid non esiste. Non esisterà sto Covid, ma intanto 500.000 persone stanno attendendo prestazioni non Covid. E comunque io mi sono anche stancato di sentirli parlare, che ci vengano a dire come si svuotano gli ospedali. Ma seriamente? Ovviamente facendo uscire persone vive. E quindi grazie all'assessore Lanzarin. L'assessore Bottacin sta seguendo una delle partite più difficili e impegnative, che è quella ambientale, con la sensibilità che aumenta giorno dopo giorno rispetto a questo comparto. E stiamo seguendo sicuramente tutto il tema della sostenibilità, il tema dei FAS, il tema di quello che poi adesso sono tutti i rischi dei territori, i rischi alluvionali o quant'altro. Fra l'altro abbiamo in redazione, siamo pronti per la votazione di ieri. Già votata ieri? È già votata, quindi il tema del deflusso ecologico, del rischio alluvionale, insomma, e poi i rifiuti, il ciclo dei rifiuti, quindi ha un comparto impegnativo con interlocutori spesso impegnativi e che però pesa moltissimo nella vita di ogni giorno. Infine l'assessore Marcato, che si sta dando molto da fare rispetto alle attività produttive. Sulle attività produttive noi abbiamo fatto un grande investimento che è stato quello dell'aiuto, dell'aver cercato in tutte le maniere di dirottare in massima misura i fondi comunitari come sono stati dirottati
per la promozione e l'aiuto alle imprese, anche in rete con Veneto Sviluppo, che ringrazio, e poi tutta un'altra serie di attività, penso al tema della portualità, al tema di tutto quello che è Porto Marghera, e sono temi che segue l'assessore Marcato. E ringrazio anche l'assessore Calzavala, che oggi non c'è, era in giunta al point, doveva andare via, aveva un impegno e quindi non siamo riusciti a combinare, perché sta seguendo ovviamente non solo il dossier del bilancio, che è un dossier impegnativo, ma anche tutto quello che rappresenta poi le società, diciamo, della regione e le alienazioni. Noi ci siamo dati come obiettivo 2022 di vendere il più possibile tutto quello che non è funzionale all'oggetto sociale dell'ente, e penso che faremo un bel lavoro, anche perché ho visto un piano di alienazioni assolutamente importante. Tasso di vaccinazione ad oggi è 87,1% dei veneti. Se avete, adesso c'è un passaggio, io ho perso il programma, sì, eccolo qua. No, volevo ricordare altre due robe, lasciatemele ricordare, scusatemi, è una grave dimenticanza, me l'ero anche segnato. 2021 ci ha visto anche impegnati sul fronte di alcune scomparse autorevoli, io li vorrei ricordare alcuni cittadini, adesso ne dimenticherò qualcuno, me le sono segnati appena, quindi mi perdonino. Ennio Doris, Mediolanum, ma illustre cittadino veneto. Renato Sartorello, gruppo SME, che se n'è andato nel 2021, Fabio Biasuzzi del gruppo Biasuzzi, Alberto Polegato di Astoria Wines, Francesco della Valle di Fidia, Gino Strada, che era di casa, io l'ho incontrato molte volte qui in Veneto, abbiamo fatto fra l'altro anche l'iniziativa con l'ambulatorio a Porto Marghera, il dottor Ennio Fortuna, l'ex procuratore generale della Repubblica, e poi ancora in molti amministratori. Vorrei ricordare il senatore Paolo Saviane, Silvana Tosi, l'assessore comunale di Venezia, Aldo Pellizzari, il sindaco di Rozzo, Mirella Cogo, il sindaco di Schiavon, Alberto Polo, il sindaco di Dolo, Alessandro Bollis, il sindaco di Carmignano, Gianluigi Contaringa è stato sindaco di Riese, e il dottor Vittorio Zanini, che era stato più volte anche assessore al comune di Treviso. E poi molti altri, ricordo, guardate, sono tantissimi veneti illustri che ci hanno lasciato. Ricordo il professor Rivone Cacciavillani, il professor Ulderico Bernardi, e poi per concludere, ma veramente mi perdonino tutti quelli che non ho ricordato, i familiari di chi non ho ricordato, ricordo due giornalisti in particolar modo, Leopoldo Pietragnoli, decano dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, e Vittoria Magno, e altri due illustri veneti che ci hanno lasciato, e poi un'infinità di veneti che vorrei ricordare, che sono sicuramente noti al mondo associazionistico, alcuni che hanno perso la vita per tragedie o altro. Veramente un pensiero va a tutti questi veneti. E inviterei qui adesso per un brevissimo saluto Monica Andolfatto, segretaria del Sindacato dei giornalisti del Veneto, e Giuliano Gargano, è presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. Per un brevissimo saluto, prego. Prego, un minuto a testa. Non sono abituata a tutti questi microfoni, comunque buongiorno a tutti, grazie al Presidente dell'invito. Velocissima, io ringrazio Luca Zaia perché è sempre vicino all'informazione locale, lo fa ringraziando sempre l'impegno che i giornalisti hanno messo in questo periodo di pandemia. Porto i saluti del Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Giuseppe Giulietti, ricordando l'impegno che ci siamo dati insieme per il manifesto contro la violenza che arriva dai Novax, e quindi sia per quanto riguarda le aggressioni ai giornalisti, ai politici e anche ai sanitari, e un discorso, un piccolo contributo per dire quanto è importante l'informazione locale. E Zaia lo ripete sempre, ricordiamo che i colleghi della sede RAI del Veneto saranno in sciopero il 29 dicembre perché appunto c'è stato questo taglio unilaterale dell'ultima edizione del TG3. Zaia e altri presidenti di regione si sono impegnati appunto a cercare di far tornare sui suoi passi il servizio pubblico.
Purtroppo in CDA l'unico a votare contro è stato il rappresentante dei lavoratori. Speriamo appunto che questa cosa possa essere superata e contiamo sull'impegno appunto del Presidente Zaia, che lo ha detto già pubblicamente. Grazie ancora. Buongiorno a tutti, buongiorno ai colleghi, grazie al Presidente Zaia. Io sono Presidente da un mese dell'Ordine e lì sul tavolo c'è una targa che è stata assegnata l'anno scorso ai giornalisti veneti per il lavoro che hanno svolto durante la prima fase della pandemia. Purtroppo ora siamo ancora qui, lavoro che dobbiamo continuare a fare con serietà, con impegno. Cito la massima autorità che abbiamo nel nostro Paese, che è il Presidente Mattarella, che non più tardi di 48 ore fa ha richiamato al peso da dare anche alle teorie Novax. Noi siamo il media, noi dobbiamo mediare, dobbiamo dare il giusto peso alle voci. Ho visto oggi questa sorpresa della campagna sulla terza dose. Credo, Presidente, che dovremo insistere anche tanto sulla prima dose per quei 10, 15, 20% che ancora lo devono fare. Non è certo questa la sede per parlare della nostra professione, della esigenza di cambiare le modalità di accesso, dei ritmi a cui sono sottoposte le redazioni, della precarietà che vivono i collaboratori. Saranno tutti temi che dovremo affrontare in futuro. L'impegno che credo dobbiamo darci è continuare a lavorare con dignità e con serietà. Credo che riusciremo a farlo ancora. Grazie. Abbiamo un libro a testa, prego, venite. Monumenti dei Dogi. Ecco, prego. È edito da pochi mesi. Al posto arriverà il libro che le ha promesso. Grazie mille. Ci vediamo fra qualche giorno e quindi... Grazie ancora. Se ci sono domande, ragazzi, prego. Buongiorno Presidente. Filippo Tosato. Sì. No, cioè, ci sono le calzature dell'assessore Mercato che ci abbagliano. Io stamattina, quando le ho viste, pensavo fossero fatte in vetro. Ho detto, è talmente attività produttive che arriva della roba di Murano oggi. Belle comunque. Ecco, esaurita la parte faceta, diciamo, una domanda purtroppo meno allegra. Lei nell'ultimo punto stampa dedicato al Covid venerdì scorso escluse praticamente la possibilità di andare in arancione, dicendo che insomma le previsioni, il modello non indicavano questa eventualità. Adesso invece lei dice che ci stiamo avviando probabilmente all'arancione. Vorrei capire come mai pochi giorni lo scenario è cambiato. No, guarda, io l'ultima conferenza vi ho detto, guardate che il giro di boa noi se lo facciamo alla volta della prima settimana, primi 10 giorni di gennaio. Se si fa il giro di boa non si va in arancione, perché comunque potremo raggiungere il plateau, come si dice tecnicamente, e poi iniziare la discesa, che non è escluso. Si sappia che passare in arancione, il fattore, diciamo, l'ultimo fattore limitante sarà l'occupazione in area medica, che oggi è al 17%, bisogna raggiungere il 30%. Cioè vuol dire raddoppiare i pazienti presenti. Se oggi sono 1.300, almeno superare i 2.100. Cioè, considerate che adesso mediamente ne carichiamo una cinquantina al giorno nei giorni peggiori, quindi bisogna caricare almeno un altro 800-900 pazienti, quindi vuol dire una ventina di giorni se andasse male. Un'altra domanda che riguarda invece l'autonomia. Lei ha concertato il Presidente del Consiglio Draghi sottolineando che nella sua lunga conferenza stampa di ieri non ha fatto un accenno alla riforma dell'autonomia. Allora, se lo dica con estrema franchezza, da tutti i colloqui e da tutti gli incontri che ha avuto,
ha l'impressione che ci sia un blocco di resistenza effettivo in Parlamento, che sia una questione di priorità, che ci siano dei veti ideologici, anche perché sono anche elettori veneti che hanno diritto a un elemento di chiarezza su questo. No, guarda, molto veloce. E intanto devo dirti che stiamo lavorando bene con il ministro Gelmini e il gruppo di lavoro sta andando avanti. Poi se si troverà la quadra o meno non te lo so dire, però insomma i presupposti ci sono per trovare una soluzione. Quanto al punzecchio, non è un punzecchio, ho detto prendo atto che non se ne è parlato, ma guardate, questo è un problema proprio culturale, no? Ma lo è anche dall'altra parte della platea, non c'è stato un giornalista che ha chiesto dell'autonomia, se ci pensate. Ma non sto facendo una colpa, dico semplicemente che siamo ancora a livello di schiacciasassi, si è messa in moto piano, ma alla fine maciullerà anche le rocce più grosse. Grazie. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Bonnet. Questo Bonnet del Consiglio del Veneto, volevo fare una domanda rispetto al tema delle elezioni per il Presidente della Repubblica. Se ne sta parlando, sarà l'appuntamento più importante dell'agenda politica del nuovo anno. Volevo capire, intanto lei che cosa ne pensa di questa ipotesi che valorerai al Quirinale e che tipi di scenari si potrebbero aprire se il Paese andrà a elezioni e se in questo caso lei potrebbe essere della partita. Grazie. Ma guarda, la partita si decide, io immagino che sarò tra i grandi elettori e si decide in Consiglio regionale l'11 di gennaio, se non ricordo male. Quindi c'è la convocazione del Consiglio. Ma guarda, io sono molto pratico nella valutazione. Intanto bisogna capire cosa vorrà fare il Presidente Draghi. Ieri ha detto sono a disposizione delle istituzioni, sono un uomo delle istituzioni. Le istituzioni sono di diversi livelli, c'è la Presidenza del Consiglio, c'è la Presidenza della Repubblica, la Presidenza di Regione, ce ne sono tante istituzioni, no? E se deciderà di andare a fare il Presidente della Repubblica e quindi si metterà a disposizione del Parlamento, vi ricordo che è il Parlamento che vota il Presidente della Repubblica, dovrà avere la garanzia di passare al primo scrutinio, perché altrimenti sarà inevitabile che qualcuno ci legga una bocciatura da parte della sua maggioranza, visto e considerato che la maggioranza di governo è in grado di eleggere il Presidente della Repubblica al primo scrutinio. Il voto è segreto. Rischi quali sono? Che se la congiuntura astrale è negativa rischiamo di non avere né Presidente del Consiglio neanche Presidente del Consiglio poi alla fine di sto giro. 2. Che opinioni ho di Draghi? Che stia facendo un ottimo lavoro dov'è? Si aprirebbe uno scenario nel momento in cui il Presidente del Consiglio va a fare Presidente della Repubblica, che è uno scenario di incertezza totale, che non è liquidabile con la legislatura andrà alla fine naturale. È una preoccupazione che sinceramente da poco è capire cosa accadrà in questo Paese che cambia un Presidente del Consiglio ogni 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni. È oggettivamente rilevabile che con Draghi noi abbiamo uno standing internazionale, che abbiamo un livello di credibilità che mai abbiamo avuto, che possiamo sicuramente oggi vantarci di avere, diciamo, delle virtuosità che prima non avevamo. Il fatto che la Merkel ci citi per la sanità, quando io ricordo che a marzo 2020 ci dicevano che dovevamo andare in Germania a imparare come governare la sanità, che ci sia il The Economist che ci incensa e ci cita, eccetera, io penso che sia positivo, no? Dopodiché vedremo di capire. Spero comunque che da questo scrutinio ne esca un Presidente che rappresenti tutti i cittadini. Sulla partita, senza la partita, altrimenti non arrivano dei elettori, se andasse al voto, se c'è un'ipotesi che lei possa essere premier o comunque... Cosa? Se si andasse... Questa è una domanda che cade tutti i Natali, per cui non è ancora fatta nessuno. Perché... Vedi le risposte precedenti? No, decisamente no. Prego. Grazie, Angela Piederiva, Gazzettino. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Con la campagna di comunicazione di oggi sulla vaccinazione registriamo una netta virata a favore appunto dell'appello all'immunizzazione. La registravamo già qualche giorno fa, notavamo da alcune sue dichiarazioni, oggi è ancora più vistosa con questi video. E volevo chiedere 2 cose. Intanto se ci saranno altri testimonial oltre a Pellegrini
E poi se nella valutazione se farla o non farla, per arrivare a questa decisione per il sì, ha ponderato anche le possibili reazioni negative, per non dire violente, di quella frangia estremista e integralista del vaccino Novax, che quotidianamente vede sotto attacco non solo lei Presidente, ma le istituzioni regionali e sanitarie del Veneto. Grazie. No, guarda, io ho deciso, quando mi è venuta l'idea ho deciso in 1 secondo e mezzo. Cioè ormai non cambia nulla, no? Cambiando l'ordine di fattori il prodotto non cambia, cioè insulti ne prendiamo comunque, quindi non è che io invece ringrazio Federica perché si è messa a disposizione, non escludo che avremo altri testimoni, ma ora vogliamo farlo con Federica questa campagna, che è comunque un riferimento non solo nazionale ma internazionale. Non nego che se qualcuno ce lo chiedesse a livello internazionale chiederemmo a Federica se è a disposizione di girarlo, perché ci mettiamo 2 secondi anche a darlo a qualcun altro questo spot. È uno spot che è costato 0 come ingaggio di Federica, cioè è costato solo la produzione, insomma, diciamo, sono aspetti minimali rispetto a quello che produrrà questo spot, lo capite da soli. Dopo se ci saranno altri testimonial probabilmente sì, se incentiveremo questa campagna. Però comunque andrà molto questo spot, nelle tv, in giornali, girerà. Ma noi interessiamo la nostra rete locale ovviamente, cioè non abbiamo, se poi a livello nazionale vogliono approfittare di uno spot pronto è qui. Penso che Federica non abbia riserve. Lei lo ha fatto per il Veneto. Abbiamo girato fra l'altro qui, in Veneto. Altro? C'era Guerretta? Prego. Non volevo ascoltare la microfono. Guerretta del gruppo Videomedia, si guarda le chiare. Le volevo chiedere, il CPS in questo momento la cabina di regia sta uscendo anche tra le varie indiscrezioni e ipotesi che la variante Omicron, che erano abituati anche in Veneto, San Felice, mi pare 6 casi, sia da isola telefonica, in realtà sta parlando di un'ipotesi del 30%, quindi se ci dice qualcosa. Sì, ma non è escluso. Seconda domanda, l'ipotesi, anche l'AIFA aveva detto di valutare l'ipotesi di tenere chiuse le scuole e non fare rientrare i ragazzi dopo il 10 gennaio. Lei l'anno scorso le scuole hanno tenuto chiuse a gennaio per queste 2. Allora, intanto il fatto che diventi ubiquitaria e diventi la nostra nuova variante come lo è stato Delta è poco ma sicuro, quindi penso che è verosimile. Adesso noi stiamo sequenziando fra l'altro su più punti in Veneto perché abbiamo formato anche squadre diverse, sta sequenziando tanto l'istituto profilattico, ma crescerà e arriverà ad essere ubiquitaria, maggioritaria se non totalitaria questa variante, come è accaduto per le altre varianti. Per quanto riguarda le scuole, questa è una riflessione da fare, cioè, io l'anno scorso le chiusi per un mese, chiusi tutto gennaio e oggettivamente noi siamo andati all'incasso perché poi non abbiamo avuto l'ondata di ritorno di febbraio-marzo che hanno avuto altre regioni. Ricordo che l'Emilia Romagna venne a chiedere ospitalità nelle terapie intensive a marzo. Allora, se vado a guardare i dati mi dicono che un quarantenne dai 40 anni in su mediamente l'incidenza va dal 5 a 600 su 100.000 abitanti. I ragazzi che vanno a scuola hanno superato 1000 di incidenza. Il virus circola tantissimo nelle scuole, del resto sono ambienti confinati dove ci sono almeno 800.000 persone, sono molto confinati, l'aula è piccola e c'è anche il problema del tema che molti sono non vaccinati, molti ragazzi sono non vaccinati, quindi però questo va deciso a livello nazionale, non possiamo pensare che siano le singole regioni che si mettano a chiudere le scuole. Ieri il Presidente del Consiglio, sì, l'anno scorso aveva un modello diverso però di classificazione, tanto è vero che poi fu cambiato il modello col colore delle aree e ogni area prevede delle chiusure. Quando io chiusi le scuole non avevamo il modello di oggi e quindi era lasciata la discrezionalità. Per carità, potrei anche buttare il cuore all'altro ostacolo e tentare di chiudere, però è fondamentale che il Comitato Tecnico Scientifico valuti questo dossier fino in fondo. Considera che comunque oggi noi adesso, l'assessore Lanzarini è già andato a collegarsi, abbiamo un incontro con i presidenti di regione e poi all'1:30 con il governo e cercheremo di capire se ci sarà anche questa proposta. Prego. Prego. Malavasi.
Sì, Giorgio Bravasi, Gentiletta. Il Presidente ha usato prima l'espressione guardare avanti, io proporrei una domanda che guarda abbastanza parecchio più avanti. Nel 2008 in Veneto sono nati 48.000 bambini, l'anno scorso 32.000, quest'anno rischiamo di avvicinarci ai 30.000. L'inverno demografico con tutte le sue conseguenze dovrebbe far pensare, credo che faccia pensare anche le istituzioni a quello che accadrà su vari fronti, sociale, previdenziale, del lavoro, della forza lavoro, cioè da qui a 30 anni, 20-30 anni. Capisco che è un tema eminentemente nazionale, però insomma anche in regione. Aggiungo un dato ancora. Credo che questo sia, probabilmente potrebbe essere l'anno che si chiude per la prima volta dopo un ventennio con il calo, diciamo con un segno negativo nell'arrivo di stranieri nella nostra regione. Quindi anche qui insomma, è un segnale evidente di un trend che cambia. Allora, rispetto a questo e pensando molto avanti, c'è qualcosa che si può fare già da subito da parte dell'istituzione regionale? Ma guarda, la bacchetta magica, questo è un tema molto dibattuto, non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale peraltro, no? Noi qui abbiamo già 600.000 immigrati che si sono integrati, che fanno parte della nostra comunità, sono i nuovi veneti. Il tema della natalità riguarda tutto il mondo, diciamo, la parte del mondo più ricca, no? E questo è il primo tema. I motivi per cui non si fanno figli sono molteplici, perché sono stati analizzati, iperanalizzati, non lo si fanno per scelte di vita, per condizioni di vita, per condizioni economiche, per problemi di ipofertilità, per tutta una serie di problemi. Noi dobbiamo creare le condizioni affinché chi vuole far figli e non li fa perché rinuncia a farli, perché ha problemi economici e quindi di gestione, lì possiamo intervenire. Se uno non li fa perché decide di non farli, è una scelta di vita. Il tema dell'ipofertilità l'abbiamo affrontato assolutamente dal punto di vista sanitario, ci resta il tema quello centrale, che è quello, diciamo, economico, del sostegno delle famiglie. Noi lo stiamo facendo, ad esempio il tema della tassazione zero andava in questa direzione quando abbiamo pensato di lasciare soldi alle famiglie. Stiamo lavorando su molti fronti, però oggi ad esempio bisognerebbe riuscire a garantire tutto il tema delle scuole dell'infanzia che siano sostenute, che non siano più un costo per le famiglie, perché molte mamme ci dicono: io ho difficoltà a gestire il mio bimbo perché comunque la scuola, l'asilo nido mi costa 600 euro al mese e quindi non è sostenibile per le casse di famiglia. Questo vi posso dire, ma oggi con le risorse che abbiamo oggi non riusciamo a spingerci fino a quel punto, no? Di andare a garantire gli asili nido gratis, se no dovremmo reinventarci l'addizionale IRPEF, reinventarsi le tassazioni, allora cambia ovviamente l'approccio. Prego. Buongiorno Presidente. Ciao. Buongiorno Presidente, auguri anche a partire Giardini d'Arena. Due domande veloci. Una riguarda il calo bollette, luce e gas che si prevede purtroppo sempre in aumento per l'anno prossimo, e quindi con grave incidenza sulle imprese e sulle famiglie evidentemente. Volevo chiedere se da parte della Regione ci può essere qualche iniziativa o concordata anche con lo Stato, la conferenza Stato-Regioni su questo fronte. L'altra domanda riguarda il caso di una bambina di 4 anni, Elettra, ora ricoverata a San Bonifacio, con la malattia senza nome. Sarà ovviamente noto, i genitori hanno detto si affidano alla Regione. Ecco, se su questo c'è qualche vostra risposta o che cosa state facendo? Ma guarda, sulle bollette abbiamo fatto un intervento sporadico che ha fatto l'assessore Marcato per il tema delle vetrerie di Murano, però pensare che la Regione possa intervenire calmierando le bollette è impensabile per la mole finanziaria. Il vero tema, e ne ha parlato anche ieri il Presidente Draghi, è di intervenire a livello nazionale con delle misure, ma anche capire fino a che punto è il mercato e dove inizia la speculazione su questa partita. L'altro tema, che è quello che dici te della di Elettra, siamo già sul pezzo, io ho già parlato con il dottor Dalben, noi dobbiamo prendercela in carico. So che lei ha già avuto delle visite presso la clinica pediatrica di Padova, l'azienda ospedaliera, e Dalben è già sul pezzo, penso abbia già anche comunicato con i genitori, se non l'ha fatto lo sta comunicando in queste ore, e cerchiamo di capire, perché lì il vero tema è la diagnosi, cioè non siamo al problema della cura, siamo ancora al problema della diagnosi per stabilire una cura. Ma come ho già anticipato al tuo giornale, la seguiamo a vista.
Altro? Vi ringrazio allora per la presenza, vi auguro veramente un buon Natale a voi e alle vostre famiglie e spero che sia anche uno strepitoso 2022. Grazie. Grazie. Allora, questa era la conferenza stampa di Luca Zaia, conferenza stampa di Natale, di fine anno, tantissimi temi trattati, veramente molte le materie di cui ha parlato il governatore. Adesso sappiamo che Zaia si presterà comunque ad alcune domande dei giornalisti, infatti noi vediamo nel nostro monitor di servizio, e quindi restiamo sul governatore. Diamo subito la linea di nuovo Ilaria Marchiori per le ultime dichiarazioni di questa giornata, poi torniamo qui perché siamo in onda fino alle 13:30 con il Focus TG. Siamo pronti per lasciare ancora una volta la linea a Venezia quando i giornalisti inizieranno a porre le domande sui temi del momento, le cose che non sono state discusse durante questa lunghissima conferenza stampa. Noi diamo subito la linea ai nostri colleghi. Sentiamo se... Immaginiamo che stiano aspettando gli ultimi giornalisti. Zaia dice dopo io scappo, quindi i tempi sono corti. Cosa lei ha detto, sono preoccupato per il morale delle truppe, le truppe sono quelli che stanno lavorando in corsia, cosa sta succedendo? Perché noi vediamo i numeri dei ricoveri che tutto sommato preoccupano, ma non sono quelli dell'anno scorso, però non siamo nella testa di infermieri e di medici. Le dirò, si sta presto a guardare bollettini o parlare di numeri, ma dietro a quei numeri c'è uno sforzo sanitario pauroso, quindi io ho voluto ricordare che dopo 22 mesi è naturale che le nostre truppe, come definisco io, cioè i nostri uomini e donne della sanità, siano stanchi, e questa stanchezza noi possiamo semplicemente alleviarla andando a vaccinarci, cercando di rispettare le regole, evitando di fare i fenomeni, visto e considerato che ancora oggi ci sono più di 1300 pazienti in ospedale, sicuramente un terzo rispetto a quello che avevamo l'anno scorso con gli stessi contagiati nelle 24 ore, ma comunque i pazienti ci sono e penso che noi abbiamo il dovere di dare il nostro contributo ai nostri operatori, e il contributo lo si dà, ripeto, rispettando le regole e vaccinandosi. 1,5 milioni di terze dosi, ma non basta, e adesso Zaia chiama anche Super Fede. Sì, ringrazio Federica Pellegrini perché mi ha detto subito di sì, e c'è questo spot che promuove la terza dose, perché comunque questa è la grande sfida, la terza dose dà una carica, diciamo, di immunità che sembra sia utile per salvaguardare la salute anche di più cagionevoli, e quindi si parte con questo spot che assolutamente va in questa direzione. Peraltro noi siamo già verso 1,5 milioni di terze dosi inoculate, e per questo ringrazio anche tutti coloro che sono ai centri vaccinali perché hanno fatto un lavoro ciclopico. Il LIFE dice in questo momento è una pandemia anche pediatrica, Palù dice valutiamo l'ipotesi di far tornare i ragazzi a scuola dopo il 10 di gennaio, lei che l'anno scorso le scuole le chiuse cosa dice? Ma dico che quest'anno, avendo un modello diverso rispetto a quello dell'anno scorso, è bene che se questa scelta deve essere fatta a livello nazionale, perché comunque davanti a questa variante penso che la scelta nazionale sia fondamentale. Cercheremo di capire anche nelle prossime ore, visto e considerato che il governo ha convocato un tavolo, e quindi ci diranno quali sono le loro idee e noi diremo le nostre, ovviamente. Presidente, che non ci fa dormire, ha detto lei, quella del Covid, e si fa sempre più vicina anche l'ipotesi di una zona arancione per iniziare bene un 2022. Allora insomma Ma guardi, intanto noi tifiamo sempre perché la zona arancione non arrivi. Se è vero che chi ha il Super Green Pass non avrà restrizioni, è altrettanto vero che comunque è sempre una zona arancione. Zona arancione vuol dire arrivare al 30% di occupazione nell'area medica, oggi siamo al 17%, quindi a breve non può arrivare. Ovviamente in una ventina di giorni si potrebbe anche palesare una zona arancione. I cittadini devono rispettare le regole, evitare di uscire o andare a cene se sono raffreddati, hanno mal di gola, hanno sintomi strani, magari perdono l'olfatto, perdono il gusto. Se possono vadano a farsi un tampone prima di andare alla cena con i nonni, alla cena con gli amici. Se non possono andare a farsi un tampone in una farmacia, in un laboratorio, magari ricorrano anche a un tampone fai da te. Lo dico perché qualcuno dice ma allora vuol dire che la vaccinazione non funziona. Sì, la vaccinazione funziona, ma non è escluso che il vaccinato possa portare il virus a spasso senza saperlo. Questo dobbiamo dire. Presidente, siamo nel 2021, il Veneto sta ancora aspettando risposte per quanto riguarda l'autonomia.
Assolutamente sì, noi stiamo trattando una trattativa che è complicata però intensa e spero che si concluda, anche perché con questa trattativa che stiamo facendo con il Ministro Gelmini, se si troverà la quadra, potremmo immaginare che con il collegato della finanziaria vada la legge quadro per l'autonomia e quindi si possa passare poi alla firma delle eventuali intese. Con tristezza lei ha detto abbiamo perso tante feste quest'anno, festeggiare tanto, abbiamo dovuto omaggiare la Padova Spitta, la nuova prima rettrice in 800 anni di storia dell'Ateneo, anche questo insomma è un segno che rimarrà nella storia degli ultimi 2 anni. Beh, il Covid ha asfaltato tutto, lei ha detto bene, la prima rettrice donna a 800, con gli 800 anni dell'Università di Padova, i 1600 anni della Fondazione di Venezia, piuttosto che la beatificazione di Giovanni Paolo I o molti altri traguardi, adesso io non ricordo, Urbs Picta di Padova, il nono sito UNESCO. Il 2021 è stato ancora l'anno del Covid, speriamo che il 2022 non lo sia più. L'anno della vita retante di aspettative e idee per il Veneto, avete anche dei progetti tutelari? Sì, stiamo lavorando a un progetto bandiera importante che potrebbe avere, se si attuerà, risonanza internazionale. Dopodiché sono più di 115 milioni di euro che arriveranno nei nostri territori, dobbiamo fare in modo di investirli bene. Noi andiamo avanti comunque con tutte quelle opere che abbiamo programmato, a prescindere dal PNRR, completamento della Pedemontana, i nuovi ospedali che stiamo realizzando, e le Olimpiadi, insomma tutto quello che abbiamo in programma. Non dovessimo vederci prima della fine dell'anno, non dovesse indire una nuova conferenza stampa, il suo messaggio ai Veneti per il 2022 e il suo augurio di buon Natale? Direi basta Covid, nel senso che mi augurio di buon Natale e lo faccio a tutti i veneti, a tutti coloro che vivono in Veneto, e lo faccio innanzitutto a tutti coloro che non stanno bene di salute, perché penso che il primo pensiero debba andare a chi non gode perfettamente di buona salute, e quindi il mio augurio è che si risolvano i problemi di salute. E poi un augurio indifferenziato a tutti affinché sia un Natale in famiglia, con le persone care, un Natale di serenità, di pace, non di Covid, e spero che ci sia un 2022 che potremo tutti definire l'anno della rinascita, l'anno della ripartenza, l'anno della fine di questo incubo che si chiama Covid. Buon lavoro ragazzi. Grazie e buon Natale. Grazie, auguri a tutti. È significativo, proviamo a non parlare di Covid. Sentito anche l'augurio ai veneti da parte del Presidente Zaia e il contenuto di questo punto stampa natalizio con tanti punti che ha toccato il Presidente, tra cui anche il lancio di questa campagna per la terza dose, è una sorpresa per tutti noi, cui ha preso parte anche la campionessa di Spinea, la divina Federica Pellegrini. Abbiamo visto proprio lo spot che incita appunto a chi non l'avesse ancora fatta a farsi la terza dose di vaccino. Tanti punti che ha toccato il governatore, dalle Olimpiadi all'autonomia. Naturalmente si è parlato anche dei sanitari che in questo momento sono davvero sotto stress, molto più dello scorso anno, proprio perché c'è tanta stanchezza non solo fisica ma anche dal punto di vista morale. Ecco, se non ci sono dunque altre domande io restituisco la linea allo studio. Ringraziamo Ilaria Marchiori per questo collegamento, abbiamo sentito tantissima carne al fuoco, tante le notizie di cui ha parlato il governatore Luca Zaia. Gli auguri di Natale sono un po' la punta dell'iceberg di questa giornata, perché c'era tanto di cui discutere, dalla campagna promozionale, possiamo chiamarla così, per la terza dose, ma anche abbiamo sentito temi fondamentali, importantissimi per il Veneto che guarda avanti, che quindi vuole ancora avere notizie dell'autonomia, vuole ancora avere notizie della Pedemontana, vuole ancora avere notizie di tutto quello che sta succedendo in Veneto e di cui noi vi diamo conto tutti i giorni qui al Focus TG. Detto questo, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto una lunga conferenza stampa di fine anno, di Natale, perché non pensiamo che ce ne sarà una magari fra Natale e Capodanno, quindi una conferenza stampa di bilancio di questo 2021 effettivamente molto complicato in vista di quello che potrà succedere più avanti. Tanti temi portati all'attenzione dei veneti dal governatore Luca Zaia. Naturalmente gli approfondimenti li vediamo nei nostri telegiornali questa sera. Nel frattempo ci arriva una notizia, visto che comunque il Covid è sempre in cima alla lista dei pensieri dei veneti. È in corso la cabina di regia a Palazzo Chigi, una riunione presieduta da Mario Draghi. Ci sono i capi delegazione della maggioranza, il capo del comitato tecnico scientifico, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Si deve decidere che cosa verrà inserito nel decreto che sarà poi varato alle 17 di oggi, quindi in giornata arriveranno importanti novità sulla stretta, quella che ormai dipinta come una stretta sicura sull'Italia per quanto concerne le misure anti-Covid da qui in avanti. Si parla di possibilità di estendere il Super Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, vaccinazione obbligatoria per altre categorie di lavoratori, durata del Green Pass ridotta a 6 mesi, booster 4 mesi dopo la seconda dose, tamponi anche ai vaccinati per i grandi eventi a partire dalle feste di Capodanno e ritorno allo smart working. Sono tutte ipotesi, ovviamente, sono tutti rumors che arrivano da chi è vicino in questo momento alle autorità che partecipano alla cabina di regia. Naturalmente tutto il resto lo vedremo nel decreto che verrà varato. Ormai è sicuro oggi, giusto 2 giorni prima di Natale, per questa famosa, celebre, annunciata stretta. Nel frattempo, visto che parliamo di cronaca, ci dicono i nostri colleghi, andiamo a Padova, perché ci dicono i nostri colleghi di Padova che c'è stato un tentato uxoricidio, il secondo in 3 giorni proprio a Padova, ancora nella zona della stazione ferroviaria. Ieri pomeriggio alle 18:30 un 41enne di origini nordafricana ha accoltellato più volte la moglie, una statunitense di 37 anni, nell'atrio del palazzo in cui c'è lo studio dell'avvocato dal quale i due si erano appena recati per avviare una pratica di separazione. Il fatto è avvenuto in via Ugo Foscolo. La donna, dopo aver subito i primi colpi, ha subito chiesto aiuto proprio allo studio legale, dove è riuscita a rifugiarsi. Il marito si è portato a piedi verso la stazione e si è immediatamente costituito alla polizia presente sul posto. La donna, ci dicono i nostri colleghi della redazione di Padova, è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'uomo invece è stato arrestato ed è in carcere con l'accusa di tentato omicidio. E ancora cronaca dal Padovano, dovremmo avere anche qualche immagine, perché c'è stato un tentato assalto in villa dove una persona dormiva. Siamo a Borgoricco, intorno alle 3 di notte 2 malviventi armati di tronchesi e mazzette avevano nel mirino un'abitazione di Borgoricco in via Fratta. Hanno atteso che gli abitanti uscissero per andare al lavoro al mercato ortofrutticolo, quindi che si alzassero molto presto. Hanno tagliato la rete esterna, sono entrati in giardino e usando un bancale si sono protetti dal cane da guardia. Hanno sfondato un vetro della porta d'ingresso e sono entrati in casa. In casa c'era il fidanzato della figlia dei proprietari. Il giovane aveva il compito di dare da mangiare al cane durante la loro assenza. Sentiti i rumori, il giovane ha subito chiamato al padre della fidanzata e si è messo a chiamare con forte voce il cane, azione che ha messo in fuga i malviventi. Indagano ora i carabinieri. Dovrebbero esserci molte immagini della videosorveglianza, quindi questa sera nel TG Bassano, nell'area che riguarda l'Alta Padovana, vedremo di sicuro le immagini di questa razzia, di questa eruzione. Altre notizie simili ci arrivano un po' da tutto il Veneto, perché pare che ci sia una recrudescenza di furti, tentativi di furti, razzie e altre vicende simili. Ma adesso noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra poco, siamo in onda fino alle 13:30.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Facciamo un po' il riassunto delle puntate precedenti, cerchiamo di capire qual è la situazione attuale dell'emergenza Covid. Non sono ancora arrivati i dati quotidiani, quindi non abbiamo sotto mano le evoluzioni di quella che è la pressione sulla sanità e il numero dei nuovi contagi. Se arriveranno ve li daremo in diretta. Ne abbiamo parlato però con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin con gli ultimi dati disponibili. Sentite cosa ci ha detto. Io sono un po' preoccupata perché vedo tutto il nostro sistema sanitario molto sotto pressione, le persone sono stanche perché ormai sono 20 mesi, 21 mesi ininterrotti che sono in prima linea, c'è una pressione in questo momento molto forte perché 50.000 vaccinazioni al giorno, 130.000 tamponi al giorno, l'incidenza all'interno degli ospedali, insomma, quindi voi capite benissimo, insomma, solo da questi numeri quanta tensione, quanto sotto stress sia il sistema in questo momento, perché poi c'è anche tutto il resto. Sarà un Natale di impegno per i lavoratori della sanità veneta, dai Covid point agli ospedali. Del resto il contagio aumenta e con esso la pressione sulle strutture. Nelle 24 ore le nuove positività sono state 4.522, oltre 1.000 solo nel Trevigiano, in aumento i ricoveri in area non critica. Ieri è stato un giorno in cui abbiamo caricato 54 pazienti in area non critica, oggi meno, però diciamo che la pressione è una pressione che si fa sentire, tant'è che sono stati anche riaperti tanti Covid hospital. Resta stazionario al momento il numero di posti letto nelle terapie intensive, sotto i 170. L'anno scorso la quota già si aggirava sui 400 e le restrizioni erano durissime. Da qui la necessità di procedere con l'immunizzazione. Le terze dosi in Veneto sono ormai più di 40.000 al giorno, record nazionale. L'importante a questo punto è essere prudenti e collaborare con gli stessi operatori sanitari che da tempo devono fare i conti anche con la maleducazione di alcuni. Arrivano le minacce, arrivano le ingiurie, arriva la gente che è esasperata, che pensa che ci divertiamo a chiudere qualche reparto, a ritardare qualche intervento chirurgico, oppure gente che deve aspettare un po' di più in pronto soccorso, ma non è così. Cioè, la situazione oggi vi assicuro che tutti stanno facendo un lavoro immane, quindi proprio nel rispetto di queste persone io credo insomma che noi possiamo anche noi nel nostro piccolo aiutarli comportandoci in maniera corretta e responsabile. Un altro tema è quello dei vaccini e del picco previsto da qui a Capodanno. Ne abbiamo parlato con un epidemiologo che ci ha detto quale poteva essere lo scenario senza l'aiuto dei vaccini in questo momento. Io credo che il picco di questa ondata sia da attendersi entro la fine dell'anno, però non dobbiamo dormire sonni tranquilli perché questo eventuale calo che potremo osservare all'inizio dell'anno potrebbe subito invertire la sua rotta se i comportamenti durante le nostre festività natalizie non saranno adeguati. L'invito alla prudenza parte dai freddi numeri della curva epidemica che proprio durante le festività natalizie potrebbe toccare il suo picco. L'andamento è suggerito anche dal trend che si vede negli altri paesi europei, da qui l'importanza di giocare d'anticipo. Abbiamo circa un ritardo di 15 giorni rispetto alla diffusione del virus. Quindi se combineremo il pasticcio nei giorni compresi tra Natale e fine anno, verso la metà di gennaio potremo vedere delle nuove riprese del virus. E qui a incidere anche la variante Omicron, sotto osservazione nel paese, in Veneto in particolare con il sequenziamento. Certo, i fattori sono tanti, per esempio il trend nell'est Europa tra i territori meno vaccinati nel continente. Gli scambi commerciali e turistici che noi teniamo con l'est dell'Europa in questo momento possono essere a fonte anche ovviamente in sommatoria di questo innalzamento di contagi che stiamo osservando. Ma la prova dell'utilità della vaccinazione arriva da questa proiezione nazionale elaborata dallo stesso Guerriero, biostatistico all'Università di Verona. Se oggi non avessimo il vaccino, cosa sarebbe successo? Se oggi non avessimo il vaccino, staremo registrando all'incirca 52.500 nuovi positivi anziché 25.000 e staremo registrando all'incirca 1.800 morti anziché 97. Facciamo un'ultima breve pausa pubblicitaria, state con noi, siamo in diretta fino alle 13.30, abbiamo ancora notizie da darvi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in chiusura del nostro telegiornale. Al momento dalle nostre redazioni non ci arrivano aggiornamenti di cronaca, però arriva un aggiornamento sulla riunione della cabina di regia attualmente in corso a Roma. C'è naturalmente il governo, ci sono il Comitato Tecnico Scientifico, l'Istituto Superiore di Sanità e le forze politiche impegnate in questo momento nella creazione di un pacchetto di provvedimenti che porteranno a una stretta nei prossimi giorni. Gli ultimi rumors, le ultime indiscrezioni parlano di una riduzione della durata del Green Pass da 9 a 6 mesi e anticipo della terza dose del richiamo a 4 mesi, quindi è probabile che queste due scelte vengano inserite nel pacchetto che verrà varato entro la giornata. Ce l'aspettiamo entro questo pomeriggio perché il Consiglio dei Ministri è in programma alle 17, quindi vi invitiamo a seguire i telegiornali dei nostri emittenti questa sera per avere tutte le informazioni su queste importantissime novità che cambieranno ancora una volta la quotidianità di ognuno di noi da qui in avanti. Detto questo, noi ringraziamo Alberto Piovesan, Cristiano Facca e Fabio Verin per la regia. Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le informazioni, le novità dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi fin qui, vi diamo appuntamento, come già detto, ai nostri telegiornali di questa sera e vi auguriamo un buon pomeriggio.